Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno a tutti, allora cominciamo questa presentazione. La presentazione è una presentazione sull'analisi costi-benefici economici ed ambientali. Vedremo come, quando e dove questa analisi costi-benefici va utilizzata nel contesto in particolare del GPP e degli acquisti verdi. Però prima di vedere come va utilizzata, cerchiamo di capire che cos'è questa analisi costi e benefici. L'analisi costi-benefici si basa sul calcolo dei costi lungo tutto il ciclo di vita per un prodotto, un servizio o qualunque cosa sia l'oggetto dell'appalto in questo caso, ed è basata su due processi, il Life Cycle Assessment e il Life Cycle Costing, cioè appunto l'analisi del ciclo di vita e il costo del ciclo di vita. Ora, cerchiamo di vedere un po' in dettaglio cosa si intende per ciclo di vita. In particolare io volevo farvi vedere un esempio giusto per farvi capire quali sono tutte le sfaccettature e le ripercussioni che può avere il ciclo di vita di un prodotto in campi molto diversi da quelli del prodotto stesso. In questo caso vediamo questo esempio del ciclo di vita di un blue jeans, giusto per avere proprio un'idea di quali possono essere le influenze della produzione ehm, di un prodotto. Allora, ci sono, scusate, in questa, qui vediamo che ci sono tutte le varie fasi del ciclo di vita del prodotto. Cominciamo dall'inizio. L'inizio è la coltivazione del cotone. Ora queste slide sono in inglese, ma vi traduco solo le cose essenziali, non è che andiamo a vedere tutto ovviamente. La coltivazione del cotone, già questa ha un impatto enorme perché la coltivazione del cotone è responsabile di un'enorme quantità di fertilizzanti, un quarto dei fertilizzanti utilizzati nel mondo, di pesticidi e fertilizzanti utilizzati nel mondo, quindi ha un enorme impatto ambientale, ma anche un enorme impatto sociale, perché innanzitutto per la salute delle persone che lavorano alla coltivazione del cotone, ma anche per proprio il sistema, come è fatto il sistema economico della coltivazione di cotone, che vengono venduti dei fertilizzanti e dei pesticidi che poi rendono però gli stessi agenti infestanti più forti, e quindi poi il coltivatore si trova indebitato per aver comprato i fertilizzanti e poi si trova anche senza il raccolto una volta che i pesticidi sono diventati inutili. Oltre al problema chiaramente del degrado del terreno e dell'impoverimento del suolo. Quindi ha degli impatti enormi solo la coltivazione della materia prima. Qui potete vedere un esempio di possibile diciamo, soluzione o comunque un elemento che può risolvere questo problema o comunque lo può evitare, diciamo, è la coltivazione biologica. Poi chiaramente dopo la coltivazione c'è il trasporto che implica chiaramente delle emissioni di CO2, quindi un altro impatto di questo ciclo di vita. Poi c'è la lavorazione del cotone, che anche questa ha degli impatti enormi, allo stesso modo di inquinamento e anche impatti sulla salute dei lavoratori, impatti molto rilevanti sulla salute dei lavoratori. Anche qui si possono trovare soluzioni alternative che hanno un impatto più basso, come processi di tintura più attenti all'ambiente, più attenti ai lavoratori, e riciclo delle acque di scarico, che è una cosa appunto che ha un impatto molto molto alto, perché le acque di scarico inquinano
tutti gli ecosistemi, perché passando dai fiumi vanno alle acque sotterranee, arrivano nei laghi, nei mari e quindi inquinano, diciamo, tutto, hanno un potere di inquinamento molto vasto. Di nuovo, dopo la lavorazione del cotone c'è il trasporto all'industria manufatturiera che produce la stoffa, e anche qui abbiamo dei processi che sono altamente inquinanti, che potrebbero anche questi, diciamo, il cui impatto potrebbe anche in questo caso essere ridotto con il riciclo delle acque di scarico. Poi abbiamo il trasporto, ancora una volta, del tessuto alla produzione del jeans, e anche qui abbiamo un impatto sociale molto molto negativo, perché ovviamente questi prodotti sono prodotti in zone in cui c'è uno sfruttamento che va un po' contro i diritti umani, un sfruttamento della manodopera che va contro i diritti umani che abbiamo, insomma, in Europa e diciamo nel mondo occidentale. Perciò anche qui diciamo l'impatto dovrebbe essere ridotto evitando il lavoro minorile e chiaramente imponendo un salario e un orario, un salario e un orario, come si dice, insomma, un salario e un orario equo per tutti i lavoratori. Anche qui trasporto dalla fabbrica ai depositi per l'esportazione, l'importazione, insomma a seconda da che lato la guardiamo, e quindi altre emissioni di CO2, poi emissioni di CO2 dovute al trasporto per esportazione, poi abbiamo ulteriore trasporto per la distribuzione e quindi ulteriori impatti che sono descritti qui per la distribuzione, sempre emissioni di CO2, e di nuovo trasporto ai punti di vendita. E qui quindi di nuovo altre emissioni di CO2. E poi abbiamo il prodotto finito che viene comprato e c'è l'impatto durante l'uso. L'impatto durante l'uso è soprattutto quello dovuto ai lavaggi, che hanno un impatto abbastanza elevato sul ciclo di vita del jeans. E poi abbiamo end of life, cioè se il jeans chiaramente viene gettato, finisce nella maggior parte dei casi in discariche o inceneritori, e quindi chiaramente producendo di nuovo inquinamento. Quindi anche questo potrebbe essere evitato in un'ottica di economia circolare con il riciclo della stoffa, volendo, della stoffa stessa e del cotone, oppure il riciclo in altri modi, può essere riciclato per produrre carta, in alcuni casi per produrre carta, proprio per produrre denaro, in altri casi per creare certi tipi di cartone, o anche, questa è una cosa che viene già utilizzata parecchio, per produrre coibentazione per edifici. Quindi diciamo questo era giusto un esempio molto, diciamo, qualitativo, giusto per entrare un attimo nell'ottica del ciclo di vita, cioè per capire che appunto il ciclo di vita il ciclo di vita di un oggetto, di un prodotto, tocca dei campi veramente, i campi più disparati, e va considerato in toto per capire qual è l'impatto ambientale e sociale
di un acquisto. Quindi, tornando alla nostra presentazione, se ci riesco, ecco qui. Tornando alla nostra presentazione, allora adesso cerchiamo di capire come e perché deve essere utilizzato questa analisi costi-benefici che si basa sull'analisi del ciclo di vita. Allora, innanzitutto l'intero ciclo di vita, cioè l'analisi dei costi lungo il ciclo di vita, è già nominata nel codice degli appalti. L'articolo 95,6C ci dice proprio, nomina proprio il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche in riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione. Quindi l'analisi del ciclo di vita è, diciamo, è una cosa che il ciclo d'appalto e il codice dei contratti pubblici ci dice che dobbiamo fare. Quando può essere utilizzata questa analisi costi-benefici? Intanto durante la fase di progettazione di un bando per orientare la gara verso dei prodotti a minore impatto ambientale e anche più economici, e anche una volta che uno ha fatto l'analisi si può motivare questo orientamento. Si può utilizzare l'analisi costi-benefici nella valutazione delle offerte, quindi si può fare un confronto sulla base del life cycle costing delle offerte pervenute, e poi si può fare una graduatoria delle offerte dal punto di vista del life cycle costing. Chiaramente questo è un processo che prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholders, è un processo che va progettato con tutti gli stakeholders e i vari parametri del life cycle costing devono essere concordati con gli stakeholders, come anche ci dice il codice degli appalti. Può essere utilizzata nel monitoraggio, quindi ci permette l'analisi costi e benefici di confrontare gli impatti per ciascun bando e monitorarlo in corso d'opera, quindi si possono monitorare l'attuazione di politiche sostenibili con l'analisi costi e benefici, che ci dice in termini proprio quantitativi quanto stiamo risparmiando sia economicamente sia per l'ambiente. E poi ovviamente l'analisi costi e benefici può essere utilizzata per scopi di visibilità e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, cioè può essere utilizzata ovviamente per supportare le politiche ambientali che sono messe in opera e per sensibilizzare non solo i dipendenti ma anche gli utenti e soprattutto l'opinione pubblica. Ora, noi abbiamo stiamo creando in realtà vari fogli di calcolo che permettono di calcolare i costi e benefici degli acquisti nei diversi settori previsti dai criteri ambientali minimi. Allora, questi fogli di calcolo poi saranno messi a vostra disposizione, potrete quindi utilizzarli e diciamo, permettono appunto di calcolare l'analisi costi e benefici nei vari campi che sono i campi dei criteri ambientali minimi, e permettono inoltre una cosa che permettono di fare è proprio di confrontare l'impatto di un prodotto convenzionale con l'impatto di un prodotto che rispetta i criteri ambientali minimi. Allora, come viene fatta questa analisi? Prima di farvi vedere i fogli di calcolo, insomma, cerchiamo di capire come viene fatta questa analisi. Allora, innanzitutto per il prodotto o servizio in questione viene analizzato tutto il ciclo di vita, che vuol dire, come abbiamo visto per il jeans, produzione o acquisto nel caso appunto di un acquisto di un bando, uso, gestione, manutenzione, qualunque altra cosa sia pertinente all'oggetto in questione, e smaltimento.
per questo ciclo di vita vengono considerati i costi diretti, quindi che sono i costi proprio che escono dalle nostre tasche per l'acquisto, per l'uso, per la gestione, per tutte le fasi che ci interessano. E poi vengono considerati i cosiddetti costi indiretti. Cosa sono i costi indiretti? Sono i costi che sono dovuti all'impatto ambientale, alle esternalità ambientali. Cioè, quanto costa per la società l'impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita? Questi costi per ogni fase del ciclo di vita vengono considerati nell'analisi costi e benefici e poi vedremo degli esempi per capire meglio quello di cui sto parlando. Allora, come calcoliamo poi i benefici? I benefici, ci sono vari modi di calcolarlo, però in generale, in linea di massima, quello che facciamo è prendiamo un prodotto convenzionale, di cui poi calcoliamo i costi diretti e i costi indiretti, quindi i costi che escono dalle nostre tasche e i costi di impatto ambientale di quel prodotto, facciamo la somma dei due e abbiamo il costo totale del prodotto convenzionale. Poi prendiamo un prodotto a basso impatto ambientale, come per esempio un prodotto che rispetti i CAN, e anche di questo calcoliamo i costi diretti, i costi indiretti, facciamo la somma e otteniamo il costo totale del prodotto a basso impatto ambientale. E a questo punto per ottenere i benefici, per esempio il beneficio diretto, facciamo la differenza del costo diretto dei due prodotti, del prodotto convenzionale e del prodotto a basso impatto, il prodotto verde. Ora, questa differenza può risultare anche negativa, nel senso che in molti casi il prodotto a basso impatto è più caro del prodotto convenzionale. Però poi dobbiamo anche fare la differenza dei costi indiretti e vedere qual è il beneficio puramente ambientale. In questo caso il prodotto a basso impatto ha nella maggior parte dei casi un costo più basso, quindi questo termine è positivo e spesso compensa il beneficio puramente economico e anche di tanto in alcuni casi, lo vedremo in seguito. E quindi poi la somma di questi due benefici o anche la differenza tra i due costi totali mi dà il beneficio totale. Quindi diciamo questa analisi costi e benefici può aiutare a capire qual è il costo poi totale di un prodotto che noi acquistiamo, considerando anche gli impatti ambientali e i costi quindi che deve pagare l'ambiente a causa di quell'acquisto, e diciamo il costo che deve pagare l'ambiente nella maggior parte dei casi è un costo che ricade sull'amministrazione pubblica, quindi è un costo che va sicuramente considerato da parte dell'amministrazione pubblica. Allora, per capire come scusate, otteniamo questi costi, andiamo a vedere un po' in dettaglio. Vabbè, i costi diretti ovviamente sono i costi in euro di acquisto, manutenzione, gestione, eccetera, di smaltimento del prodotto o servizio e questi quindi sappiamo cosa sono. I costi indiretti invece sono un po' più complicati da considerare. Come si calcolano questi costi indiretti? Allora, intanto bisogna valutare l'entità dell'impatto ambientale, quindi qual è l'impatto ambientale di ogni fase del ciclo di vita di questo prodotto o servizio. Quale può essere l'impatto ambientale? Per esempio, può essere quanti chilogrammi di CO2 vengono emessi in ogni fase. Altri impatti ambientali possono essere quanto inquinamento viene prodotto, inquinamento per esempio del suolo, oppure quali sono gli effetti sulla salute che possono essere per esempio nel caso di cibo, se abbiamo se compriamo carne, per esempio, l'allevamento con l'uso di antibiotici crea batteri resistenti all'antibiotico che saranno il problema del secolo. Da qui al 2050 è prevista una spesa
di 100, aspetta, devo un attimo essere sicura dell'ordine di grandezza perché sono 100 mila miliardi che verranno spesi da qui al 2050 per il problema della resistenza agli antibiotici. Quindi anche l'acquisto di carne ha un impatto ambientale sulla salute. Perciò ci possono essere più svariati impatti ambientali. Una volta capito qual è l'impatto ambientale del prodotto, del servizio, si deve fare la valutazione economica dell'impatto ambientale. Anche questa è una cosa insomma abbastanza complicata, abbastanza complicata da fare. Questa la vedremo venerdì prossimo come farla, però appunto qual è il punto? È quanto la società, a quanti euro corrisponde per la società un chilogrammo di CO2 emesso, per esempio, o un chilo di carne comprato, considerato che viene allevata, che l'animale viene allevato con degli antibiotici. Questo diciamo diciamo, questi sono diciamo, i due elementi importanti per il calcolo dei costi indiretti. Ora, come facciamo a valutare, adesso vediamo come facciamo a valutare l'entità dell'impatto ambientale. Per valutare l'entità dell'impatto ambientale, a seconda dei casi, si possono trovare informazioni in vario modo. Per esempio, in alcuni casi, soprattutto per i prodotti che riguardano l'edilizia, si può utilizzare la dichiarazione ambientale di prodotto, che poi vedremo. Si possono considerare i dati tecnici del prodotto o pubblicazioni scientifiche. Allora, cosa vogliono dire questi tre punti? La dichiarazione ambientale di prodotto, per esempio qui abbiamo un esempio di dichiarazione ambientale di prodotto, cosiddetta EPD, per un materiale isolante di lana di vetro. Questa dichiarazione contiene molte informazioni importanti. All'inizio ha delle informazioni generali sul produttore e delle informazioni qui, delle informazioni che vedete qui che sono importanti perché ci danno le dimensioni del campione, quindi ci permettono di calcolare e di avere un numero poi assoluto alla fine del calcolo. Poi all'interno della dichiarazione ambientale di prodotto c'è il calcolo di molti impatti. Adesso qui vi ho riportato l'esempio di una pagina di questa dichiarazione ambientale di prodotto della lana di vetro della Isover. In questa sezione ci sono gli impatti sul riscaldamento globale, sull'ozono, sull'acidificazione, l'eutroficazione, eccetera, eccetera. Quindi in questa sezione della dichiarazione possiamo trovare degli elementi molto importanti. In particolare, normalmente, quello che accade è che le dichiarazioni ambientali di prodotto hanno il calcolo degli impatti per la produzione, per la fase di produzione, che è quella che ci interessa, anche per la fase di costruzione, però questa diciamo, poi dipende chiaramente da caso a caso e questa avviene dopo che il prodotto è stato comprato, per l'uso e per il fine vita. Quindi le cose che ci interessano di solito per materiali in questo caso lana di vetro, quindi materiale che riguarda l'edilizia, la fase di produzione e la fase di fine vita. Possiamo anche considerare la fase di costruzione e prendere questi valori come valori medi piuttosto che considerare il caso specifico di bando di edilizia che stiamo considerando. Ora, a parte quindi la dichiarazione ambientale di prodotto, si possono usare dati tecnici del prodotto in altri casi, che possono essere il contenuto di riciclato per moltissime categorie di prodotto, il contenuto biologico, per esempio per tessili o cibo, insomma tutto quello che ha derivazione vegetale,
consumi elettrici, consumi di carburante che possono essere appunto carburante fossile o carburante elettrico, riciclabilità a fine vita, allevamento senza antibiotici di cui parlavamo prima, allevamento free range, eccetera. Insomma, chiaramente a seconda del prodotto ci sono dei dati, questi dati possono essere più disparati. Poi abbiamo detto un'altra fonte di informazioni possono essere le pubblicazioni scientifiche, e anche qui la ricerca, scusate, è una ricerca che va fatta insomma in molte direzioni diverse e va fatta proprio una ricerca bibliografica in alcuni casi per capire veramente quali sono i valori medi che si possono prendere in considerazione. Allora vi volevo fare un esempio. Questo è un esempio che noi abbiamo preso in considerazione per il foglio di calcolo riguardante i veicoli. Abbiamo fatto un foglio di calcolo che riguarda gli autobus per l'affidamento del servizio scolastico, gli autobus scolastici, e questo articolo contiene dei dati molto interessanti che anche poi confermati da altri articoli e da altra letteratura, che ci danno delle indicazioni veramente importanti per capire come impostare il foglio di calcolo proprio come, e quali valori utilizzare nel foglio di calcolo. Allora, vediamo, vi faccio vedere questo grafico che è un po' complicato così a prima vista di quest'articolo, che è un grafico delle emissioni di autobus elettrici, ibridi o diesel in funzione delle emissioni della rete elettrica. Quindi in questo grafico noi adesso prendiamo in considerazione solamente tre elementi: l'autobus elettrico, l'autobus ibrido, però ibrido plug-in, cioè che può essere caricato da una colonnina elettrica, cioè può essere caricato esternamente, e l'autobus diesel convenzionale, che sul grafico si trovano appunto in questa retta. Qui è l'elettrico, questa retta tratteggiata grigia è l'ibrido, e questa retta in alto qui orizzontale è il diesel. Ora, come dicevo, questo grafico presenta le emissioni dell'autobus in termini di grammi di CO2, che sono qui sull'asse verticale, in funzione delle emissioni legate alla produzione di elettricità. Ora, queste emissioni dipendono chiaramente da quanto energia rinnovabile viene prodotta per produrre energia elettrica della rete, e quanta energia rinnovabile viene utilizzata per produrre energia elettrica della rete, e quanta energia elettrica viene invece prodotta con combustibili fossili. Chiaramente a seconda delle nazioni avremo un valore diverso di emissioni. Questi sono dei valori dell'Europa e degli Stati Uniti. In realtà questo valore dell'Europa credo sia un po' datato. Il valore attuale dell'Italia si trova qui, e dobbiamo considerare che le emissioni della rete elettrica diminuiscono col passare del tempo, perché la rete elettrica, appunto il rinnovabile aumenta, e chiaramente le emissioni per kilowattora
della rete elettrica diminuiscono, perciò questa riga rossa che vedete qui in futuro si sposterà sempre più verso sinistra. Bisogna considerare questo fatto, che ogni anno si sposta di un pochino verso sinistra. Quindi, come vedete qui abbiamo l'elettrico le cui emissioni cambiano molto in funzione delle emissioni legate alla produzione di elettricità, perché chiaramente l'unico combustibile utilizzato dal bus elettrico è proprio l'elettricità, quindi l'impatto dell'autobus elettrico è direttamente connesso con le emissioni legate alla produzione di elettricità, perciò è una retta che ha una certa pendenza. Le emissioni dell'ibrido hanno, diciamo, una pendenza minore, cioè cambiano un po' meno in funzione dell'elettricità, perché sono anche legate a combustibile fossile, quindi c'è una combinazione di due combustibili in questo caso. Le emissioni del diesel chiaramente sono costanti, cioè non dipendono assolutamente dalle emissioni legate alla produzione di elettricità. Sono delle emissioni che appunto sono legate esclusivamente al combustibile fossile, quindi questo è ovvio che sia una costante. Allora, nel caso dell'Italia vediamo che le emissioni di un bus elettrico sono a questo livello qui, in questo caso, quindi diciamo sono sopra i 35, diciamo saranno probabilmente intorno ai 37 grammi di CO2 equivalente per persona e per chilometro. Quindi queste sono le emissioni unitarie di un bus elettrico. Se andiamo a vedere le emissioni dell'ibrido in Italia, le emissioni dell'ibrido sono parecchio più alte, sono diciamo più verso i 60, saranno 57-58 grammi di CO2 equivalente per persona e per chilometro. Ora, le emissioni del diesel vediamo che sono molto molto più alte, sono non dico 3 volte quelle dell'elettrico, però insomma ci si avvicinano. E dobbiamo tenere presente che questa retta si sposterà sempre di più indietro, questa retta rossa, quindi quando ci spostiamo qui indietro vediamo che l'emissione dell'elettrico si abbassa di molto e l'emissione dell'ibrido diventa molto più del doppio di quella dell'elettrico, per non parlare di quella del diesel. Quindi abbiamo nel costruire il foglio di calcolo abbiamo fatto una scelta, abbiamo detto ok, in questa prima fase confrontiamo solamente l'elettrico con il diesel, perché l'ibrido non vale tanto la pena considerarlo. Questo è un ibrido che prevede comunque colonnine di ricarica, quindi prevede un'infrastruttura che anche l'elettrico prevede, però non dà abbastanza, cioè la differenza tra l'ibrido e l'elettrico è comunque talmente elevata che se uno deve costruire un'infrastruttura conviene costruirla per l'elettrico. Ora, in questo foglio di calcolo in realtà invece di basarci sul CAM per i veicoli, questo è un inciso molto importante da considerare, invece di basarci sul CAM dei veicoli ci siamo basati sulla nuova direttiva europea per i veicoli, perché il CAM è estremamente datato, il CAM è del 2000, cioè valori del 2012, 2011-2012. Non si trovano neanche più in commercio i veicoli menzionati dal CAM, quindi è veramente obsoleto, mentre la nuova direttiva europea dovrà essere recepita al più tardi alla fine di quest'anno, quindi comunque dovrà entrare in vigore. La nuova direttiva europea prevede una percentuale minima nell'acquisto di autobus, prevede una percentuale minima di acquisto di autobus elettrico e quindi diciamo il nostro punto di vista è quello che se bisogna acquistare degli autobus o un servizio di trasporto scolastico o altro tipo di trasporto, bisogna comunque considerare che va preso l'elettrico, quindi bisogna comunque creare un'infrastruttura.
La percentuale di elettrico che va presa in considerazione aumenterà negli anni, nel 2025-26 già dovrà aumentare, quindi a questo punto conviene veramente concentrarsi sull'elettrico. Per questo noi questo foglio di calcolo l'abbiamo inizialmente costruito come confronto tra elettrico e diesel. Ora, adesso questa è la parte iniziale del foglio di calcolo. Torniamo alla chiaramente, adesso la vedremo tra un attimo, chiaramente è importante però, poi ci siamo resi conto dopo che è importante comunque avere anche un'idea di qual è l'impatto dell'ibrido per capire quanto sia importante scegliere l'elettrico piuttosto dell'ibrido. Quindi in futuro aggiungeremo anche l'ibrido nel foglio di calcolo proprio per evidenziare questo divario tra elettrico e gli altri due tipi di carburante. Allora, il foglio di calcolo che poi sarà messo a vostra disposizione, questo è un esempio, l'esempio dell'autobus, presenta una scheda di istruzioni in cui viene spiegato come funziona il foglio di calcolo. In giallo ci sono i dati da inserire, in fucsia ci sono dei dati da aggiornare annualmente e poi c'è un piccolo riassunto di che cos'è l'analisi costi-benefici. Ora, questi fogli di calcolo sono dei fogli di calcolo che stiamo iniziando a usare quest'anno, sono in corso d'opera, li metteremo a vostra disposizione, diciamo, è un lavoro anche da fare insieme se voi siete interessati a utilizzarli e darci dei feedback, anche farci, se ci sono appunto delle cose che possono essere messe meglio o che se ci sono degli errori, qualunque cosa, siamo molto interessati al vostro feedback. E ci piacerebbe farlo appunto proprio come un lavoro da fare insieme. Allora, per l'acquisto dell'autobus, questo diciamo è una versione ridotta, giusto per iniziare a vedere come abbiamo fatto questo foglio di calcolo. Abbiamo una riga con il prodotto convenzionale, quindi questo foglio di calcolo si basa sul confronto tra un diesel Euro 6, quindi comunque un veicolo abbastanza avanzato, e un veicolo elettrico. Qui abbiamo quindi il prodotto a basse emissioni, che è appunto il veicolo elettrico, e poi ci sono le possibilità, c'è la possibilità di inserire varie offerte nella stessa scheda. Ora, il caso dell'autobus, che è il caso da cui inizio, è un caso abbastanza semplice, in cui non c'è diciamo, lo spazio dei parametri non ha un numero infinito di dimensioni, quindi è possibile, in questo caso ci è stato possibile mettere nella stessa scheda la possibilità di inserire varie offerte. Ora, in altri casi questo non sarà possibile perché vedremo che ci sono delle sfaccettature un po' più complicate. Allora, come funziona questo foglio di calcolo? Intanto, come viene specificato nelle informazioni, le celle gialle sono quelle da riempire. In questo caso la cella gialla è la quantità di veicoli e il costo unitario. Ora, questi sono i due elementi necessari per poter fare l'analisi del ciclo di vita. Poi ci sono altri parametri che possono essere cambiati chiaramente da chi utilizza il foglio di calcolo, ma altrimenti possono essere lasciati come sono se non si hanno informazioni su quei parametri. Allora, qui vediamo il risparmio totale nell'acquisto di un bus elettrico. Già da qui possiamo vedere che c'è un vantaggio abbastanza cospicuo. Abbiamo considerato come costo unitario del prodotto convenzionale, costo unitario del prodotto a basso impatto, del prodotto verde,
cioè tra questi due costi c'è un fattore 3, cioè abbiamo detto ok, ammettiamo che un bus elettrico costi 3 volte un bus convenzionale. Questo, nonostante questo costo triplicato, abbiamo un risparmio totale che è quasi pari al costo stesso del bus. E abbiamo un risparmio diretto che è molto molto elevato. Quindi in questo caso, questo è uno dei casi in cui i costi diretti sono già molto più bassi nel caso del bus elettrico rispetto, oltre che i costi indiretti. Cioè l'acquisto del bus ci permette un risparmio già a livello di costi diretti, se consideriamo i costi diretti lungo tutto il ciclo di vita, come ci dice il codice degli appalti. Perché? Allora andiamo a vedere perché questa diciamo una versione un po' più ampia del file. Qui abbiamo i costi diretti, quindi il costo unitario è il primo costo diretto, cioè quanto dobbiamo spendere per l'acquisto. Poi abbiamo il costo totale del carburante nell'arco di vita, che anche questo è un costo che esce dalle nostre tasche o dalle tasche di chi, fornisce il servizio, e comunque diciamo, è la stessa cosa. Il diesel consuma molto di più di un autobus elettrico, e quindi con i costi del carburante e i costi dell'elettricità, vediamo che il costo di carburante totale nell'arco di vita è molto più basso nel caso dell'elettrico, e anche il costo di manutenzione, perché chiaramente c'è l'olio che viene utilizzato nel caso del diesel, che non viene utilizzato nel caso dell'elettrico. Nella manutenzione dell'elettrico abbiamo considerato anche il ricambio di una batteria e, volendo, un secondo ricambio di batteria. E poi ci sono, quindi questo è il costo sempre diretto, e poi ci sono i costi indiretti. Quali sono le emissioni totali nell'arco di vita? Anche queste emissioni sono delle emissioni che riguardano tutte le fasi dell'arco di vita. Ora non sono esplicitate in questa figura perché non entravano nella slide, però sono le emissioni dovute alla produzione del veicolo, cioè a questa fase qui noi arriviamo dopo la produzione, quando lo compriamo, però appunto le emissioni dovute alla produzione, che sono parecchio elevate nel caso dell'elettrico, perché ci sono le produzioni di batterie e anche lo smaltimento ha delle emissioni elevate. Poi ci sono i costi di emissioni dovute alla percorrenza durante l'arco di vita. In questo caso invece sono molto più bassi i costi di emissione dovuti i costi di emissione dovuti all'elettrico, perché chiaramente non utilizzando carburante fossile, avendo la rete un'emissione in parte dovuta a rinnovabile, le emissioni dovute appunto all'uso durante l'arco di vita sono più basse, e anche quelle della manutenzione. Quindi le emissioni totali del bus diesel sono molto più alte di quelle del bus elettrico. Poi qui abbiamo il costo delle emissioni, quello di cui vi parlavo prima, che vedremo un po' più in dettaglio venerdì. Questo costo delle emissioni, come è calcolato in questo caso? Vi anticipo giusto come viene calcolato nel caso delle emissioni di CO2. Allora, per le emissioni di CO2 ci sono, anche qui bisogna fare uno studio delle pubblicazioni che ci sono, uno studio di quello che viene preso in considerazione. Ora, ci sono vari studi che cercano
di valutare l'impatto economico delle emissioni di CO2 e questi studi, quindi quanto costa appunto un punto di vista che può essere utilizzato per fare questo calcolo è quanto costa alla società compensare quel chilogrammo di CO2. Quindi quanto costerebbe alla società in qualche modo riassorbire quel chilogrammo di CO2. Questi studi sono adesso diciamo questo valore chiaramente quindi cambia col tempo perché dipende anche dall'economia. Però diciamo il valore che viene utilizzato al momento, che si trova appunto su varie pubblicazioni che hanno questo studio dell'impatto proprio del CO2 sulla società, lo valutano a 9 centesimi per chilogrammo di CO2. Ora noi abbiamo un altro studio che è stato fatto su quanto costerebbe la piantumazione di alberi in Italia, quindi considerando un mix di specie arboree indigene locali, per catturare 1 chilogrammo di CO2. Quindi abbiamo questo calcolo che ci dice allo stesso modo che ci viene lo stesso numero, quindi ci vengono 9 centesimi. Perciò abbiamo diciamo, una doppia... Sorry, I can't get any information about Quantum. non so cosa sia questa cosa. Laura, tutto bene? Sì, tutto bene, si sente benissimo Alberta. Ah, ok, scusa, non so cosa sia stata questa cosa. Ok, quindi abbiamo diciamo, una doppia conferma che questo è un buon valore da utilizzare. Perciò, andando avanti, qui abbiamo la somma dei costi diretti totali, quindi la somma del costo diretto di acquisto, la somma del costo di carburante, di manutenzione e in alcuni casi, non nel caso dell'autobus, c'è anche il costo dello smaltimento. Ora, nel caso dell'autobus lo smaltimento, se viene effettuato a norma di legge, è gratuito, quindi non è un costo diretto. Poi abbiamo la somma dei costi indiretti, la somma quindi di tutti i costi indiretti che appunto sarebbero le emissioni totali moltiplicate per il costo delle emissioni, e qui abbiamo il totale dei costi indiretti. E poi appunto abbiamo il totale dei costi diretti e indiretti qui e il totale, lo stesso totale dei costi diretti, dei costi indiretti e il totale dei costi diretti e indiretti per l'elettrico, quindi abbiamo la stessa cosa per il diesel e per l'elettrico. Poi facciamo la differenza fra quello che abbiamo per il diesel e quello che abbiamo per l'elettrico e troviamo qual è il beneficio dell'elettrico in questo caso. Quindi abbiamo comunque dei benefici estremamente elevati, adesso a meno di approssimazioni che vanno, dei parametri che vanno chiaramente aggiornati al momento, vanno sempre aggiornati al momento attuale. Comunque possiamo vedere che ci sono dei benefici considerevoli nell'acquisto dell'elettrico. Ora, sempre all'interno del file possiamo vedere che abbiamo altre celle in cui si possono aggiornare i dati. Appunto, come dicevo, i dati devono sempre essere aggiornati. Per esempio, questo costo del diesel è un po' elevato perché adesso chiaramente i prezzi sono crollati, quindi questo andrebbe ridotto. Comunque il risultato anche con la riduzione attuale darebbe un beneficio attivo per l'elettrico.
Qui abbiamo appunto il costo dell'elettricità, che anche questo va aggiornato, le emissioni unitarie del mix italiano, che anche questo va aggiornato. Come possono essere aggiornati i dati? All'interno del file si può cliccare su questi link e ci sono tutte le istruzioni per aggiornare i dati. Per esempio nel caso del costo lordo vengono riportati i dati ufficiali sul sito del MISE e poi anche ci sono i dati ufficiali per l'elettricità su questo link. Un po' più complicato aggiornare le emissioni unitarie della rete. Questo valore deve essere aggiornato e qui diciamo con quello pubblicato per l'anno in corso da ISPRA e c'è una tabella in particolare, ora nella nota è specificato poi in quale tabella bisogna guardare, quale colonna per aggiornare questo valore, quindi diciamo, bisogna giusto aprire il file e capire, seguire le istruzioni. Ora questo è un esempio di foglio di calcolo per i veicoli. Adesso vediamo un esempio del foglio di calcolo per l'edilizia. Allora, per l'edilizia abbiamo una situazione chiaramente più complicata perché abbiamo un insieme molto variegato di prodotti e servizi da prendere in considerazione. Allora, questo è, quindi il foglio di calcolo ha varie schede. Questa scheda è la scheda dei materiali strutturali. Allora, come materiali strutturali abbiamo considerato i calcestruzzi, confezionati in cantiere o preconfezionati, i laterizi, scusate, il legno strutturale e l'OSB, le assi di legno OSB. Allora, per ognuno di questi materiali ci sono una serie di dati da introdurre. Innanzitutto bisogna introdurre la quantità di materiale per ognuno di questi, quindi abbiamo qui la quantità di calcestruzzo e poi c'è una sezione dedicata ai costi. Quindi il costo d'acquisto, cioè la quantità in tonnellate, il costo d'acquisto, cioè euro a tonnellata, e il costo di smaltimento a fine vita, se si conosce. Ora, in questo caso abbiamo fatto un confronto tra prodotto convenzionale e prodotto sostenibile riciclato, quindi nel caso, perché il CAM ci dice questa tabella si riferisce a un paragrafo specifico del CAM, che è proprio del CAM dell'edilizia, il paragrafo 2.4.2.1, che è proprio quello riferito a calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati. Questo paragrafo ci dice che ci deve essere una quantità di riciclato minima del 10% nella fattispecie. Quindi abbiamo pensato di fare un confronto tra prodotto convenzionale e prodotto CAM. Nel caso dell'edilizia, per poter, adesso voi non vedete il foglio com'è strutturato perché questi li ho messi tutti su una slide, ma in realtà sono tutti quanti in colonna uno sotto l'altro nel foglio e voi accanto potete copiare questa tabella accanto se avete diverse offerte per confrontarle, quindi si può fare un copia e incolla della tabella e inserire diverse offerte nel caso in cui si volessero confrontare offerte diverse, essendo appunto più complicata l'analisi costi-benefici in questo caso. Inserendo il costo d'acquisto e il costo di smaltimento si ottiene il costo diretto totale nei due casi, nel prodotto convenzionale o nel prodotto che rispetti CAM, quindi nel prodotto sostenibile riciclato. Poi è importante appunto sapere qual è
la percentuale di prodotto di contenuto riciclato. Nel caso del prodotto convenzionale ci aspettiamo che sia 0 o comunque inferiore a quella richiesta dal CAM. Nel caso del prodotto che rispetti il CAM aspettiamo che sia maggiore o uguale di quella richiesta dal CAM, quindi qui si può inserire la percentuale di riciclato e questa percentuale condiziona ovviamente le emissioni nell'arco di vita. E poi abbiamo di nuovo il costo ambientale dei chilogrammi del chilogrammo di CO2 equivalente, che è questi 9 centesimi al chilo, e questo ci permette di calcolare poi il costo indiretto totale dei due prodotti, del convenzionale e del riciclato. Quindi da qui possiamo ottenere il costo totale del prodotto. Ora non abbiamo inserito per ora i costi di acquisto, quindi abbiamo solamente un costo che dipende dal costo indiretto e poi i benefici diretto e indiretto, una volta che viene inserito il costo d'acquisto, i vari costi, insomma i vari elementi che mancano e quindi poi si ottiene il beneficio totale. La stessa cosa diciamo una tabella del tutto simile a quella per i laterizi, quindi sono le informazioni minime da inserire sono le stesse, la quantità, il costo d'acquisto, il costo di smaltimento e la quantità di riciclato. Ora, per quanto riguarda il legno, che abbiamo qui sulla destra, la situazione è un po' più complicata perché il legno ha un alto potenziale di riciclabilità. Quindi anche qui abbiamo di nuovo la quantità di legno da inserire in tonnellate e il costo d'acquisto come per gli altri materiali, però inseriamo qui anche la durata di vita del legno, la manutenzione, perché l'utilizzo del legno può implicare nella maggior parte dei casi interventi di manutenzione, quindi quanti interventi di manutenzione sono richiesti ogni 10 anni, il costo della manutenzione a tonnellata di legno e quindi questi sono quindi i dati in giallo, vi ricordo sempre quelli da inserire, e una volta inseriti questi dati otteniamo il costo di manutenzione nell'arco di vita per due tipi di prodotto, anche in questo caso prodotto convenzionale e prodotto sostenibile riciclato. C'è poi il costo di smaltimento. Allora, lo smaltimento può avere un costo, ma il legno può anche avere un valore residuo, cioè può essere riciclabile. Nel caso del legno che rispetti il CAM deve essere riciclabile. Nel caso del legno convenzionale questo non è vero, cioè il legno viene trattato con dei prodotti che non consentono la riciclabilità del legno. Ora, per quanto riguarda invece il prodotto CAM deve essere trattato con prodotti che consentono la riciclabilità. Inserendo questi dati si ottiene il costo totale di smaltimento e di riciclo e poi il costo diretto totale. Poi abbiamo la sezione degli impatti ambientali. Allora, gli impatti ambientali sono dovuti, diciamo, abbiamo due dati da inserire nella parte dell'impatto ambientale. La percentuale sostenibile ma non riciclato. Cosa vuol dire? Qui c'è una nota che viene spiegata poi nel file. Sostenibile ma non riciclato vuol dire che è fondamentalmente un legno FSC o qualcosa di simile, insomma, o altri marchi equivalenti, quindi che viene prodotto in maniera sostenibile, però non necessariamente riciclato. Quindi che percentuale di legno è sostenibile ma non riciclata? Abbiamo messo appunto un 70% nel caso del legno del prodotto a basso impatto ambientale. E qual è la percentuale di contenuto riciclato? In questo caso abbiamo messo un 30%, mentre consideriamo che il prodotto convenzionale
in questo caso abbiamo messo 0 di percentuale sostenibile ma non riciclato, il contenuto di riciclato, ma chiaramente ci può essere un prodotto che abbia valori più bassi, che sia, diciamo, perché nel caso convenzionale è 0, però ci può essere un prodotto che non raggiunga le caratteristiche del CAM, ma abbia un po' più di 0 in queste due caratteristiche. E poi appunto una volta ottenute queste informazioni, il file calcola, il foglio di calcolo calcola le emissioni nell'arco di vita e quindi poi alla fine il costo indiretto totale. E da qui, vabbè, anche qui sono valori, appunto, non abbiamo inserito valori, non abbiamo inserito valori, non abbiamo inserito valori in questo foglio, quindi non è possibile vedere adesso risultati pertinenti. Comunque qui troveremo il costo totale e poi troveremo, una volta inseriti i valori, il beneficio diretto e il beneficio indiretto nel caso del prodotto convenzionale e nel caso del prodotto riciclato. Per quanto riguarda l'OSB, la scheda è molto simile a quella del legno con una differenza, cioè in questo caso non abbiamo il valore residuo, abbiamo solo il costo di smaltimento a fine vita, perché l'OSB non può essere riciclato proprio per come viene, cioè non ha valore residuo di riciclo proprio per come viene prodotto, per i leganti che vengono utilizzati nella produzione. Ora, questo invece è il foglio di calcolo sempre il foglio di calcolo dell'edilizia, scusate, ma la scheda che riguarda i materiali isolanti. Anche qui la scheda è un po' complicata, perché materiali isolanti ce ne sono di molti tipi diversi, che hanno degli impatti ambientali diversi. I valori da inserire sono la quantità richiesta, in metri quadri in questo caso, perché di solito nei progetti viene presentata in metri quadri, e la resistenza richiesta. Qual è la resistenza finale richiesta? La resistenza chiaramente termica. Ora, come abbiamo strutturato questo foglio di calcolo? Abbiamo preso un prodotto, insomma, un prodotto convenzionale, cioè il prodotto che ha l'impatto ambientale più alto, quindi un prodotto non a basso impatto ambientale, che è il poliuretano non disassemblabile, e qui abbiamo i valori di conducibilità termica media, spessore, densità, peso, resistenza effettiva e durata del ciclo di vita, contenuto di riciclato e prodotto di riciclato a fine vita per questo prodotto. Chiaramente abbiamo detto che è non disassemblabile, quindi non ha possibilità di essere riciclato a fine vita, e questo prodotto che abbiamo scelto è anche non riciclato, quindi 0 contenuto di riciclato. Per la quantità che inseriamo qui, il foglio di calcolo ci produce il costo diretto totale e poi le emissioni in 50 anni, perché abbiamo una durata di vita di 50 anni, e vabbè, comunque in questo caso le emissioni sono alla produzione e allo smaltimento, la durata di vita non influisce sulla quantità di emissioni. E poi il costo indiretto totale del prodotto. E poi appunto il costo totale. Chiaramente non ci sono benefici in questo caso perché questo è proprio il nostro termine di paragone. Poi abbiamo 4 categorie di prodotti isolanti da poter inserire. Sono le categorie di materie plastiche, quindi EPS, XPS, poliuretano, eccetera.
le lane minerali, quindi lana di roccia e lana di vetro, la cellulosa, le categorie più rinnovabili che possono essere fibra di legno, lana di pecora e altri tipi di coibentazione, diciamo che sono chiamati rinnovabili dal CAM, che sono appunto a basso impatto ambientale. Per ognuna di queste categorie è possibile inserire dei valori, per esempio in questo caso si sono inseriti dei valori si è scelto, intanto si sceglie quale tipo di materiale plastico. Qui c'è un menu a tendina che non vedete in questa figura, che vedremo meglio venerdì, e si possono inserire i valori di conducibilità termica, spessore, densità. A questo punto il foglio di calcolo ci dà il valore di peso e di resistenza effettiva che calcola i vari valori che abbiamo inserito, la durata di vita, il contenuto di riciclato, la percentuale di prodotto riciclato a fine vita, e questo ci dà, una volta inseriti questi dati, arriviamo nella tabella dei costi, quindi qui abbiamo il costo d'acquisto a metro quadro che dobbiamo inserire, quindi avremo un costo diretto totale, questi dati permettono di calcolare le emissioni e un costo ambientale, il costo ambientale della CO2 è sempre lo stesso, il costo indiretto totale e il costo totale. Ora possiamo fare un confronto con il materiale medio di quel tipo, quindi possiamo già confrontare i due materiali e vedere se stiamo comprando qualcosa di più che ha un impatto ambientale minore. E poi i benefici sono calcolati rispetto al poliuretano, poliuretano, quindi otteniamo i benefici in questa riga, il beneficio diretto, il beneficio indiretto e il beneficio totale. E questo possiamo calcolarlo per vari tipi di materiali isolanti a seconda del tipo di isolante che abbiamo. Diciamo, questa è una scheda un po' complicata, l'abbiamo strutturata in questo modo perché appunto il mare dei materiali isolanti è molto vasto, e se appunto vi interessa possiamo vederlo, lo vedremo meglio venerdì, se avete voi dei dati da utilizzare, oppure faremo delle esercitazioni su dei dati standard. Questo è l'altra scheda del foglio di calcolo dell'edilizia, che riguarda l'approvvigionamento energetico. Ora purtroppo il format si è un po' perso nel copia e incolla dal file Excel al PowerPoint, quindi è tutto scritto molto piccolo. Comunque vabbè, vedremo questo più in dettaglio sul file Excel venerdì prossimo, però qui abbiamo un quadro riepilogativo in cima dei costi e dei benefici, e sotto abbiamo delle schede in cui inserire i valori. Allora, come è impostato questo foglio? Abbiamo una tabella in cui inserire i valori di fornitura di energia elettrica, riscaldamento e acqua calda prima dei lavori. Quindi consideriamo che prima dei lavori la fornitura di energia sia dovuta esclusivamente alla rete elettrica e al gas naturale, perché poi vogliamo fare il confronto con il miglioramento che viene fatto dopo, quindi questa è la cosa che ci interessa. Quindi il consumo annuo di rete elettrica prima dei lavori e il consumo annuo di gas naturale prima dei lavori, il costo annuale della manutenzione prima dei lavori e il costo dell'elettricità e del gas naturale prima dei lavori, insomma, che non ci aspettiamo grosse differenze con dopo i lavori. Qui ci sono appunto i parametri da aggiornare appunto sui costi e sulle emissioni. Ora, per quanto riguarda invece il dopo i lavori, qui ci sono questa tabella viene ripetuta varie volte nel file al di sotto di questa che vedete qui, per poter confrontare diverse offerte, e vanno inseriti in questo caso il costo annuo, scusate, il consumo annuo
previsto dopo i lavori di rete elettrica e il consumo annuo previsto dopo i lavori di gas naturale. Poi la potenza dell'impianto fotovoltaico nel caso in cui ci sia un impianto fotovoltaico, ma potrebbe essere anche un caso di solare termico o solo pompa di calore, insomma. Il costo di acquisto iniziale della fornitura di energia rinnovabile, che quindi può essere dell'installazione dell'impianto di energia rinnovabile che sia fotovoltaico, solare termico, pompa di calore o una combinazione dei tre, la durata di vita di ognuno dei tre, il costo annuale della manutenzione dopo i lavori per tutte e 5 i diversi casi, quindi anche per la rete elettrica e il gas naturale, costo di smaltimento a fine vita nel caso appunto dell'impianto rinnovabile, la produzione totale annua in eccesso, questo per il fotovoltaico, anche la produzione prevista in eccesso che può essere rivenduta alla rete. E poi i costi, quindi di nuovo il costo della rete elettrica, il costo del gas naturale, cioè il costo del kilowattora, il costo del gas naturale e anche il prezzo a cui si può rivendere il kilowattora alla rete. Ora, chiaramente questi sono tutti dati da inserire, poi ci sono qui gli stessi dati da aggiornare che avevamo per la rete elettrica e gas naturale. Scusate, e quindi questo, diciamo, è, una volta inseriti questi dati, otteniamo i benefici in questa tabella in alto. L'ultima scheda che vi faccio vedere è quella che riguarda il foglio di calcolo del tessile. Questo foglio di calcolo per il momento prende in considerazione solo le emissioni di CO2. Ora abbiamo in programma di aggiungere altre schede che considerino anche l'inquinamento dei terreni dovuto alla coltivazione, l'inquinamento in generale dovuto alla produzione. Come avete visto, la produzione tessile ha moltissime sfaccettature, quindi questo è un foglio di calcolo iniziale, preliminare, intanto per vedere quali sono gli impatti di emissioni di CO2, ma appunto in futuro, come dicevo, questo è un lavoro in work in progress, in futuro potremmo aggiungere altre schede per considerare tutti gli impatti nel campo tessile. Allora, ora questa scheda prende in considerazione due elementi che sono presi in considerazione dal CAM, la fornitura in cotone e la fornitura in fibre tessili artificiali derivate da cellulosa. In questo caso, appunto, anche qui abbiamo un confronto tra un prodotto convenzionale e un prodotto a basso impatto ambientale, che in questo caso rispetta i criteri premianti del CAM. Bisogna, come nel caso dei materiali per l'edilizia, mettere la quantità di acquisto, il costo di acquisto al chilogrammo, il costo di smaltimento. Ora questi costi sono costi al chilogrammo, però chiaramente questo foglio può essere adattato, per esempio se si compra una certa quantità di divise, di magliette, si può adattare all'unità che viene considerata nell'acquisto, possiamo adattare questo file. Chiaramente essendo gli acquisti nel tessile di tipo così disparato, abbiamo messo un'unità generica che possa essere utilizzata in tutti i casi, però chiaramente poi il foglio di la scheda può essere adattata all'acquisto in questione. Quindi il costo di smaltimento per il momento in chilogrammi, percentuale di contenuto biologico, questo per il cotone, e percentuale di riciclato, sempre per il cotone. Nel caso di fibre tessili artificiali derivate da cellulosa, invece
ci sono le stesse quantità considerate, però non c'è chiaramente la percentuale di biologico, ma solamente il contenuto di riciclato. E anche in questo caso poi, una volta inseriti i dati, troviamo il costo diretto totale, il costo indiretto totale, il costo totale e i benefici diretto, indiretto e totale per i due prodotti. Ora, questo è un altro esempio di foglio di calcolo, però questo lo stiamo ancora lavorando, non l'abbiamo, è proprio, non è pronto a essere utilizzato, sono i costi e benefici nel caso della ristorazione. Quindi qui abbiamo una scheda per gli alimenti e una scheda per lo scarto alimentare. E vediamo che le varie cose che che devono essere considerate, a parte le quantità e i costi, sono il contenuto di biologico, il contenuto di altri tipi di certificazione, il contenuto in particolare di prodotto proveniente da allevamento senza antibiotici o free range. Qui ci sono dei menu a tendina per questo caso, e questo produce degli impatti ambientali non solo di emissioni in questo caso, ma qui già stiamo considerando gli impatti dovuti ai fertilizzanti e gli impatti sulla salute, cioè gli impatti sulla, qui c'è scritto zoonosi, ma questo considererà anche altre patologie, non solo quelle zoonotiche, dovute alla produzione di cibo. E questo poi ci darà anche qui dei costi diretti, indiretti e totali, e dei benefici diretti, indiretti e totali. La stessa cosa per quanto riguarda lo scarto alimentare, la gestione degli scarti. Avremo poi, bisognerà inserire dei dati riguardanti la quantità degli scarti e la destinazione degli scarti. Il file quindi ci renderà quali sono gli impatti ambientali, i costi e i benefici delle varie politiche da attuare riguardo agli scarti. Allora, per concludere, io volevo chiedervi delle informazioni per poter fare le esercitazioni di venerdì. Scusate, venerdì abbiamo intenzione di fare delle esercitazioni pratiche su questi fogli di calcolo. Ora, l'ideale sarebbe che voi ci inviaste delle informazioni di bandi che state scrivendo o anche sul monitoraggio di bandi già aggiudicati sui temi che abbiamo visto oggi, se ne avete chiaramente, quindi su autobus, per i veicoli per il momento non abbiamo altri tipi di veicoli, ma abbiamo foglie di calcolo sull'autobus, volendo tessile e edilizia. Ora, le informazioni che ci servono sono quelle che vi sto mostrando a seconda del tema. In particolare per i veicoli ci servirebbe di sapere come minimo che tipo di motore il veicolo ha, diesel, euro 5, 4, 6, quello che è, o elettrico, e poi il numero di veicoli acquistati o presi nel servizio di affidamento, nell'affidamento del servizio, e il costo unitario del veicolo. Se avete queste informazioni a disposizione, possiamo fare un calcolo sui vostri bandi dei veicoli. Per quanto riguarda il tessile, per il momento avremo bisogno della quantità del materiale in chilogrammi, oppure anche il tipo di materiale e la quantità, e poi facciamo una stima dei chilogrammi in qualche modo, del costo di acquisto unitario, quindi o per chilogrammo o per unità, quello che avete, del costo di smaltimento se ce l'avete, se non ce l'avete non fa niente, della percentuale di biologico solo nel caso del cotone e della percentuale di riciclato. Queste sono le informazioni che ci servirebbero nel caso di veicoli o tessile e andrebbero inviate a queste email che vedete sullo schermo, che vi verrà inviata la presentazione al termine delle slide, al termine della presentazione, quindi le potrete prendere da lì oppure lo prendete adesso. Comunque acquistiverdi@regione.friuli-venezia giulia fvg.it.
Questo però ci servirebbe abbastanza presto, entro domani sera, se possibile, perché dobbiamo poi preparare le esercitazioni per venerdì. Altra informazioni richieste per l'edilizia, anche se è un solo materiale, che può essere calcestruzzo o laterizio o legno strutturale o legno USB o materiale isolante, quello che avete, e ci servono le informazioni che vedete qui, quindi la quantità di calcestruzzo, il costo d'acquisto, il costo di smaltimento riciclo a fine vita se ce lo avete, la percentuale di contenuto riciclato. Quindi queste sono le informazioni per i calcestruzzi. Per il legno strutturale, inoltre, se ce l'avete, potremmo aggiungere la durata di vita, la frequenza di manutenzione, il costo dell'intervento di manutenzione e il valore residuo, oltre al costo di smaltimento, cioè se c'è un valore residuo, diciamo, è probabile che non ci sia un costo di smaltimento. La percentuale sostenibile, quindi FSC o simili, ma non riciclato, e la percentuale di riciclato. Nel caso dell'OSB le stesse cose, a parte quello che riguarda la manutenzione e il costo, il valore residuo. Quindi l'OSB non ha il valore residuo, ma non ha neanche la manutenzione. Questo lo preciso adesso, non l'avevo detto durante la presentazione del foglio di calcolo. Per quanto riguarda i materiali isolanti, il tipo di materiale, possibilmente anche se avete la marca, sarebbe ideale. Se non ce l'avete, va bene giusto il tipo e prendiamo dei valori medi, e la quantità richiesta e anche la resistenza richiesta. Già se avete questi tre valori possiamo fare dei calcoli. Poi se avete la conducibilità termica, lo spessore e la densità, ancora meglio, se no prendiamo dei valori medi. La durata di vita possiamo prendere dei valori medi, a meno che non abbiate quella specifica. Il contenuto di riciclato sarebbe bello averlo, se c'è del contenuto di riciclato, ma potrebbe non esserci, e la possibilità di riciclare il prodotto a fine vita, anche questa è un'informazione che si ha molto raramente, quindi nel caso ce l'aveste si potrebbe mettere. Chiaramente il costo d'acquisto invece è importante. Quindi se avete queste informazioni, anche qui inviatele anche per uno solo di questi materiali, anche appunto parziali, le informazioni che avete, le potete inviare entro mercoledì sera, cioè entro domani sera, ad Acquisti Verdi, regione friuli-venezia-giulia.it, per poter preparare, per darci la possibilità di preparare delle esercitazioni sui vostri bandi venerdì. Lo stesso cosa per l'energia, quindi il consumo annuo prima dei lavori, il costo annuale della manutenzione, il costo dell'elettricità e del gas lo posso mettere io, insomma non c'è problema. Quindi le informazioni che avete a disposizione, tra queste immagino che abbiate, se avete dei progetti di rivalutazione energetica, il consumo annuo previsto dopo i lavori e la potenza dell'impianto fotovoltaico, se prevedete un impianto fotovoltaico, il costo d'acquisto iniziale, immagino che ce l'abbiate, la durata di vita possiamo inserire noi quella standard, il costo annuale della manutenzione possiamo inserirlo o no, a seconda che ce l'abbiate, e la stessa cosa per il costo smaltimento a fine di vita, e per la produzione totale annua in eccesso. Insomma, questi sono dati che a volte sono difficili da avere, quindi possiamo inserire quello che abbiamo e vedere già quali sono i benefici con quello. E anche quest'ultimo dato lo possiamo considerare quello che è già inserito nel file. Anche qui inviate le informazioni entro domani sera e faremo delle esercitazioni, diciamo, ad hoc. Ora vi ringrazio per l'attenzione. Lascio lo spazio adesso alle domande, potete scrivere le domande in chat. Il secondo appuntamento, come vi dicevo, quindi è venerdì alle 10, e il link per il test di valutazione vi verrà dato venerdì, quindi ci sarà un unico test per la sezione di oggi e quella di venerdì. Vi ricordiamo inoltre che la registrazione del webinar e le presentazioni saranno messe a disposizione sul sito della Regione.
Quindi, come ha detto la mia collega Alberta, Congeduti, se avete delle domande le potete porre adesso, se no la sessione si potrà chiudere e ci rivedremo venerdì alle ore 10. Sì, aspettiamo qualche minuto per le domande. Grazie. Beh, direi che mi sembra... Ah, ecco, una domanda. Ok. L'ultima gara del servizio di trasporto scolastico abbiamo previsto premiante per scuolabus elettrici, ma i fornitori del servizio se no non ci sono scuolabus elettrici sul mercato. È possibile? Allora, questo dunque di bus elettrici sul mercato ce ne sono sicuramente perché poi anche molte amministrazioni li stanno cominciando ad adottare. Per quanto riguarda gli scuolabus, non sono informata sul fatto che ci siano scuolabus elettrici sul mercato, però io credo che ci siano, cioè sicuramente fuori dall'Italia ci sono. Ci sono già esempi, posso cercare per venerdì degli esempi di bus elettrici che ci sono sul mercato all'estero intanto e vedere anche cosa c'è in Italia e venerdì vi rispondo. Però diciamo i bus elettrici ormai sono sul mercato, quindi un po' mi stupisce il fatto che dicano che non esistano bus elettrici scuolabus elettrici sul mercato. Va bene, quindi magari la risposta dopo un'attenta ricerca verrà data Sì, possiamo al fare una dottor ricerca. Marchiori venerdì. Però insomma diciamo bus elettrici sul mercato ce ne sono in abbondanza, quindi un po' direi che, direi che insomma ci sono anche scuolabus elettrici sul mercato. Non so se ci sono altre domande, aspettiamo un altro minuto, qualche altro minuto. Ovviamente qualora aveste domande che non vi vengono in mente al momento, ma che poi vi dovessero sorgere, ricordate appunto che c'è la prossima sessione per formularle comunque, quindi potete formulare domande sulla presente anche nella prossima. Mi sembra comunque che non ci siano altre domande, Alberta, quindi io direi che possiamo chiudere qui. Vi ringraziamo per la partecipazione e vi Giusto una cosa, aspettiamo. Laura, Sì, certo. le domande possono anche essere inviate per email. Se avete delle domande potete anche inviarcele per email, ecco questo volevo dire. Va bene, allora vi ringraziamo, buona giornata e ci vediamo venerdì per la seconda sessione formativa sull'LCC. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie, arrivederci.